Sono Andrea Picella, studente del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche dell'Università degli Studi di Udine. Oggi vi presento un progetto di ricerca chiamato Valutazione di tecniche di deep learning per il rilevamento di cadute in tempo reale. A questo progetto ho collaborato con il mio supervisore, il professor Lauro Snidaro, e il seguente video sarà diviso in 3 parti. Nella prima parte presenterò una panoramica sul rilevamento delle cadute. Nella seconda invece descriveremo il nuovo dataset realizzato per questo progetto e nell'ultima parte introdurremo alcune tecniche di rilevamento delle cadute basate sul deep learning. Le cadute sono un problema ben più grande di quanto ci si possa immaginare. Secondo alcuni dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, queste rappresentano la seconda causa di morte accidentale nel mondo, superate unicamente dagli incidenti stradali. Ogni anno si stima che 684.000 persone muoiano in seguito ad una caduta e l'80% di queste provengono da paesi a basso o medio reddito. Gli adulti di età superiore ai 60 anni subiscono il maggior numero di cadute fatali, ma ogni anno si stima che circa 37 milioni di persone subiscano una caduta abbastanza grave da richiedere cure mediche. Oltre ad avere il più alto rischio di subire una caduta fatale, le persone anziane hanno anche il più alto rischio di subire una caduta che comporti delle lesioni gravi, e questo rischio aumenta con l'età. Negli Stati Uniti, tra il 20 e il 30% delle persone che cadono subiscono delle lesioni piuttosto gravi, da contusioni a fratture dell'anca fino al trauma cranico. Questo livello di rischio e il suo aumento di pari passo con l'età sono in parte legati ai cambiamenti fisici, sensoriali e cognitivi tipici dell'invecchiamento. In tutto il mondo sono i maschi, per quanto riguarda il genere, a subire il maggior numero di cadute fatali, mentre parlando di costi, anche nel caso in cui la caduta non sia fatale, questi risultano piuttosto alti per i soggetti coinvolti. Per le persone anziane con più di 65 anni, ad esempio, il costo medio in seguito ad una caduta per pagare le spese mediche è di circa $3.600 e di circa $1.000 rispettivamente in Finlandia e in Australia. Quali possono essere quindi alcune soluzioni al problema delle cadute o delle tecniche e degli approcci che quantomeno possano mitigare questo problema? Uno di questi approcci è sicuramente il rilevamento delle cadute tramite tecniche di intelligenza artificiale e in particolare di deep learning per fornire un soccorso il più tempestivo possibile ai soggetti coinvolti. Le tecniche allo stato dell'arte per il rilevamento delle cadute generalmente si concentrano su un singolo soggetto in un ambiente principalmente domestico. Il rilevamento delle cadute prevede l'impiego di generalmente uno o più sensori, che possono essere delle telecamere RGB, delle telecamere dotate di sensori di profondità, ma anche dispositivi indossabili, ad esempio dotati di sensori di misurazione inerziale o addirittura sfruttando le onde radio del Wi-Fi. Ciascuno di questi sensori ha ovviamente le proprie peculiarità e i propri vantaggi rispetto agli altri, ma anche i propri svantaggi. In particolare, alcuni dei principali problemi sono legati alla privacy dei soggetti coinvolti, ma anche alla praticità del dover ad esempio indossare e ricordarsi di indossare un dispositivo sul proprio corpo. Un esempio tipico relativo alla privacy è quello in cui il soggetto si reca in bagno, in cui ovviamente non è possibile utilizzare una telecamera perché è un luogo sensibile in cui il soggetto non può essere ripreso. Tutti i dataset presenti in letteratura per il rilevamento di cadute sono esclusivamente composti di cadute simulate. Questa è ovviamente una grande limitazione, ma è anche vero che è virtualmente impossibile realizzare un dataset di cadute reali senza incorrere in violazioni della privacy dell'utente o estrema sconvenienza per l'utente che deve essere costantemente monitorato, in quanto le cadute sono degli eventi accidentali e sporadici. Uno dei dataset più tipicamente usati in letteratura per il rilevamento di cadute si chiama Multicam, acronimo di Multiple Cameras Fall Dataset, ed è stato realizzato dall'Università di Montreal nel 2010. La particolarità di questo dataset è che per la prima volta sono state introdotte ben 8 telecamere sincronizzate che riprendono il soggetto da più punti di vista. L'utilizzo di molteplici telecamere consente di aumentare notevolmente la quantità di dati acquisiti, però al contempo mantenendo i tempi di acquisizione contenuti. Un altro dataset molto conosciuto è URFall, realizzato nel 2014 e composto da 30 cadute simulate e 40 attività di vita quotidiana, sempre simulate da alcuni attori. In questo caso, per acquisire i dati sono stati impiegati 2 Microsoft Kinect, quindi parliamo di telecamere dotate di sensore di profondità, e inoltre è stato utilizzato un sensore di misurazione inerziale posto sulla vita del soggetto. Uno dei dataset più recenti e più grandi per il rilevamento di cadute si chiama UPFall, realizzato nel 2019. Per acquisire i dati, in questo caso sono stati usati molteplici sensori, a partire da 2 telecamere RGB, 6 sensori infrarossi, 6 sensori di misurazione inerziale e un sensore per il monitoraggio dell'attività cerebrale.
Come approccio al rilevamento delle cadute abbiamo realizzato un nuovo dataset, acquisito nel Centro di Simulazione e Alta Formazione di Udine. Questo nuovo dataset si differenzia da quelli presenti in letteratura per un maggior focus sul realismo delle cadute simulate, grazie all'intervento e alle indicazioni di esperti, e soprattutto per l'utilizzo di equipaggiamento specifico per limitare i movimenti degli attori. Per acquisire le cadute sono stati utilizzati diversi tipi di sensori, in particolare 7 telecamere RGB e 4 dispositivi di misurazione inerziale. L'utilizzo di molteplici sensori diversi consente di allenare un modello che sia in grado di rilevare una caduta sia utilizzando solamente le telecamere, ad esempio, o solamente i dispositivi di misurazione inerziale, ma anche combinando i due per ottenere una maggiore robustezza di rilevamento. Questo approccio consente di trovare un buon bilanciamento tra l'efficacia del modello che dovrà rilevare le cadute, ma al contempo anche il rispetto della privacy dell'utente e per lui la comodità nel poter scegliere di indossare o meno dei dispositivi wearable. Per quanto riguarda le telecamere abbiamo impiegato diversi modelli, da telecamere professionali ad action cam con un angolo di visuale più ampio. In questo modo la rete imparerà a rilevare le cadute indipendentemente dalla distorsione prospettica e dalla qualità video della telecamera scelta. Le telecamere sono state disposte lungo tutto il perimetro della stanza, così che il soggetto venga ripreso da più punti di vista diversi. Questo rende l'apprendimento della rete neurale invariante rispetto al posizionamento finale della telecamera quando questo modello dovesse essere messo in produzione. Oltretutto, in alcune inquadrature il soggetto è parzialmente o anche totalmente occluso, rendendo ancora più realistica l'acquisizione. Per quanto riguarda i dispositivi IMU, ne sono stati utilizzati 4 prodotti dal brand XIO Technologies. In particolare, il modello usato è l'NG IMU, il più recente e all'avanguardia prodotto da questa compagnia. Ciascuno degli NG IMU impiegati è dotato di un giroscopio a 3 assi, di un accelerometro e di un magnetometro, oltre ad altri sensori secondari. I 4 NG IMU impiegati sono stati disposti sui polsi e sulle caviglie degli attori, che sono le posizioni in cui più tipicamente si indossano dispositivi wearable. In questo modo il modello di intelligenza artificiale sarà in grado di imparare a rilevare le cadute indipendentemente da dove l'utente sceglierà di posizionare il suo dispositivo smart. I 4 NGIMU sono stati controllati tramite Wi-Fi grazie all'applicazione desktop dedicata, che consente di monitorarne lo stato nonché di avviare e terminare la registrazione contemporaneamente su tutti e 4. Il Centro di Simulazione ed Alta Formazione di Udine mette a disposizione delle fedeli riproduzioni di sale operatorie e di sale ospedaliere. In questo modo i dati che vengono acquisiti all'interno di queste sale sono ovviamente molto più realistici. In particolare questo dataset rappresenta un primato perché si tratta del primo acquisito in un'ambientazione veramente realistica. Per quanto riguarda l'acquisizione, tutto il processo è stato gestito da una sala di regia adiacente alla sala ospedaliera nel quale gli attori simulavano. Questa sala di regia ha consentito il monitoraggio costante delle telecamere e dei dati acquisiti dai dispositivi IMU, senza la necessità di dover interagire direttamente con l'attore. Questo approccio ha consentito agli attori di performare diverse cadute simulate e attività di vita quotidiana senza dover interrompere l'acquisizione. Per simulare le cadute sono stati coinvolti 7 studenti della facoltà di infermieristica di Udine, in particolare 4 maschi e 3 femmine. Inoltre è stato coinvolto anche il referente per le attività didattiche di simulazione, il dottor Stefano Fabris. Gli attori sono stati guidati nella loro simulazione dal dottor Stefano Fabris, che oltre ad aver partecipato come attore ha anche dato delle importanti indicazioni su come simulare le cadute nel modo più realistico possibile dal punto di vista della cinematica del corpo. Come accennato, un aspetto innovativo e fondamentale di questo nuovo dataset è l'utilizzo di un'attrezzatura specifica per limitare i movimenti degli attori. In particolare sono stati utilizzati un'armatura per il torso dal peso di circa 10 kg, un peso su ciascun braccio di circa 1,3 kg e un peso su ciascuna caviglia di circa 2,2 kg. In alcune sequenze gli attori hanno anche indossato un tutore che bloccava loro completamente una delle 2 gambe e al contempo hanno anche utilizzato un bastone da passeggio. Questo setup, che è tipico di pazienti che realmente subiscono dei danni ad una gamba, aumenta significativamente la possibilità di cadere e al contempo, unito ai pesi precedentemente descritti, cambia completamente come avviene la caduta e la cinematica del corpo. Parlando delle sequenze che sono state simulate, ciascuno degli 8 attori ha dovuto simulare 4 tipi diversi di caduta per ciascuno dei 3 scenari impiegati, che erano il letto, la sedia e la camminata. Oltre alle cadute, per aumentare la quantità di dati a disposizione e la difficoltà del rilevamento di quelli più salienti, sono state anche acquisite delle attività di vita quotidiana.
Alcune di queste sono ad esempio alzarsi e sdraiarsi da un letto, alzarsi o sedersi su una sedia, camminare o raccogliere un oggetto. Le dimensioni finali del dataset sono piuttosto elevate. In totale infatti sono stati acquisiti circa 850 GB di dati. Il numero totale di sequenze contenenti una caduta è di circa 190 senza gli impedimenti e altrettante con l'equipaggiamento indossato. A tutte queste sequenze contenenti una caduta vanno poi aggiunte quelle in cui vengono simulate delle attività di vita quotidiana. Nel complesso, questa estrema varietà di azioni simulate fanno sì che questo nuovo dataset rappresenti una vera sfida per i modelli allo stato dell'arte per il rilevamento delle cadute. Con il nuovo dataset descritto nella sezione precedente si possono sviluppare diverse tecniche di rilevamento delle cadute. Una di queste tecniche, riguardante principalmente l'aspetto video, consiste nell'applicare un modello che individui la posa dei soggetti presenti nell'inquadratura. Diversi modelli di deep learning consentono infatti di individuare le giunture del soggetto inquadrato più altri punti chiave del volto. L'insieme di questi punti chiave viene chiamato posa ed è possibile quindi applicare un ulteriore modello di intelligenza artificiale per classificare queste pose. Ad esempio per distinguere tra le serie di pose che contengono una caduta e quelle che invece contengono un'attività di vita quotidiana. Un altro approccio classico al rilevamento delle cadute prevede invece l'impiego di dispositivi indossabili. I dispositivi wearable si basano sull'utilizzo di dispositivi di misurazione inerziale, che come quelli usati nel dataset che abbiamo creato, al loro interno contengono accelerometri e giroscopi. I dati sulla variazione di accelerazione lineare e angolare acquisiti tramite i dispositivi IMU vengono a loro volta suddivisi in sequenze temporali. Queste serie temporali saranno quindi classificate da un modello di intelligenza artificiale in grado di distinguere quali serie contengono una caduta e quali non la contengono. Un terzo approccio alla fall detection consiste invece nel fondere più modalità diverse assieme. È quindi possibile creare un modello di AI che prende in input sequenze di pose o direttamente sequenze video e allo stesso tempo anche sequenze di dati acquisiti tramite dispositivi di misurazione inerziale e combinando queste informazioni impara a rilevare le cadute. La fusione di più modalità può essere eseguita con diverse tecniche. Una di queste ad esempio viene chiamata Early Fusion e prevede che le modalità vengano aggregate insieme e poi passate in input ad un unico modello di intelligenza artificiale. Un'altra tecnica chiamata Late Fusion prevede invece che diversi modelli processino diverse modalità e poi le predizioni dei singoli modelli vengano combinate. L'obiettivo finale, in ogni caso, è quello di massimizzare la robustezza del modello di intelligenza artificiale scelto e quindi di rilevare il maggior numero possibile di cadute.